Ben ritrovati, il nostro consueto spazio dedicato ai diritti dei cittadini. Allora vado subito a salutare il nostro avvocato Pierpaolo Rodigliero, responsabile del Codacons Cosenza. Bentornato, avvocato. Bentrovati ai telespettatori. Oggi vado un po' di fretta perché voglio dare spazio davvero ai nostri telespettatori, perché ci dicono ogni settimana che provano ad intervenire in diretta, trovano occupate le linee, quindi noi siamo qui, cerchiamo di dare spazio a tutti, di ascoltare insomma i problemi, no, che ci vengono proposti, e cerchiamo anche di dare una soluzione. Noi non ci siamo dimenticati, no, delle telefonate che abbiamo ricevuto la scorsa settimana in merito alle striscette, no, per la misurazione della glicemia, perché abbiamo avuto un paio di telefonate da parte dei nostri telespettatori che dicevano ci hanno tagliato, no, le striscette per la misurazione della glicemia. Importante per tenere sotto controllo questa patologia molto subdola. Purtroppo c'è la delibera, l'avvocato le promesse le mantiene, quindi si è informato, c'è questa delibera e in effetti i tagli ci sono. Si va a risparmiare come sempre, avvocato, sulla salute, no? Sì, noi sappiamo che la sanità in Calabria, oltre ai tanti diciamo, disservizi dovuti a tante ragioni, è commissariata da troppi anni, e questo naturalmente incide in modo pregiudizievole sempre sulle famiglie meno abbienti. I telespettatori della scorsa settimana ci avevano interessato sul problema di chi soffre della malattia, della patologia cronica del diabete, sottoponendoci che praticamente gli ausili che venivano erogati dall'azienda sanitaria erano praticamente assolutamente non idonei per numero, per tenere sotto controllo naturalmente la glicemia nel sangue, quindi per vedere i valori che possono mutare per tanti motivi anche nel corso della giornata. E praticamente siamo andati a verificare i documenti ed effettivamente per una mera logica aziendalistica, cioè di risparmio della spesa, è proprio vero, perché noi abbiamo, per coloro che hanno il diabete di tipo 2, che praticamente è quello più diffuso nella popolazione, ogni 3 mesi vengono date per esempio 25 strisce. Niente. Per cui su 90 giorni 25 volte la misurazione mi sembra naturalmente, ma come ci dicono i telespettatori, sono dei numeri assolutamente incapienti rispetto alla necessità di controllo di questa malattia, perché se non controllata poi porta il ricovero della persona che ha questa patologia. Sappiamo benissimo che il ricovero giornaliero costa 1.000 euro al giorno all'azienda sanitaria, per cui ci facciamo un po' i conti. No? Il taglio della spesa poi, se non si risolve, praticamente poi ha in un effetto boomerang, nel senso che non fare prevenzione praticamente appesantisce non di poco il sistema sanitario nazionale, per cui bisognerebbe andare a rivedere, anche perché, ripeto, le classi meno abbienti fanno capo al pubblico per avere anche questi ausili di misurazione. Ripetiamo sempre, non dobbiamo avere come parametro la persona che si può permettere di comprarsi 1.000 strisce al mese, dobbiamo avere come parametro l'ultimo come reddito, considerando che tutti quanti siamo uguali come cittadini. Questa è una forte discriminazione prima che un diritto negato. Beh, chiaramente, poi bisogna eliminare gli sprechi, questo siamo tutti d'accordo, però non si può risparmiare sul diritto alla salute dei cittadini. Questo assolutamente no, andiamo ad eliminare gli sprechi, però non andiamo ad eliminare il bisogno di salute, la richiesta e la risposta di salute, perché non andiamo proprio su questo, sulle classi proprio meno abbienti. Poi diciamo, noi con le varie associazioni ci stiamo mettendo in contatto per protestare, nel senso che chi di dovere, che poi è sempre in questo modo, dovrà in qualche modo riequilibrare, diciamo, queste, e non soltanto sul campo del diabete, perché anche sulle altre patologie, diciamo,
ci sono coloro che sono sfortunati, sono sempre più abbandonati. Beh, è chiaro, quindi insomma ci sarà questo impegno perché c'è purtroppo è stata firmata questa delibera. Quindi... L'abbiamo stampata, abbiamo preso proprio con mani e abbiamo potuto verificare che proprio la logica aziendalistica praticamente non ha al centro dell'attenzione l'uomo, quindi semplicemente un bilancio che è vero che siamo sempre indebitati come sanità calabrese, però poi i bilanci sono freddi, i bilanci non conoscono le persone, le situazioni, le famiglie che sono sfortunate e questo sta capitando. Intanto in diretta questa denuncia e questo appello, no, a chi di competenza di rivedere magari delle scelte che sono state fatte e quindi questi tagli che penalizzano insomma, le persone bisognose. Intanto io saluto Mariella Ippolito e Cristian Scalmazzi che sono anche oggi in collegamento con noi. Grazie a Mariella Ippolito, bentornata, buon pomeriggio e grazie anche a Cristian Scalmazzi. Con voi parleremo tra poco, no? Perché ci direte, buon pomeriggio dottor Scalmazzi, ci direte insomma le novità che sono maturate in questi ultimi 7 giorni, ma io vorrei subito salutare Domenico Mazzei che vedo già pronto in collegamento, del Comitato Genitori della Cittadella dell'Autismo. Benvenuto Mazzei. Buongiorno a tutti. Ecco, noi in questo spazio ci occupiamo spesso, no, di problemi di salute, le difficoltà, no, dei cittadini per ottenere appunto questo diritto ad avere le cure e questo diritto alle cure a quanto pare viene negato ai bimbi autistici, è così? Beh sì, intanto se mi consente vorrei fare un addentellato giuridico su quelle che sono le problematiche. Il preparatissimo avvocato ovviamente Rodighiero sicuramente mi supporterà in questo. Noi abbiamo una legge che diciamo così, è stata approvata nel 2015 ma assolutamente disattesa dalla nostra regione Calabria. Abbiamo fatto varie manifestazioni, per ultimo il 9 febbraio, per sensibilizzare un po' quella che è l'opinione di chi effettivamente dovrebbe, diciamo così, attuarla questa norma, questa legge. Beh, i diritti sono, diciamo così, sanciti per legge anche in questo caso. L'autismo entra nei LEA, che ricordo a me stesso, ma anche a tutti, e sono i livelli essenziali di assistenza già nel 2015, cioè è come dire che se lei diciamo così si rompe un braccio va in ospedale e le dicono si vada a fare ingessare a Parma, a Bologna o magari a Milano, Certo. Insomma questo è il paradosso. E per quanto riguarda invece più precisamente sull'autismo, io vorrei ricordare che essendo diventata una legge ovviamente bisognava, diciamo così, concretizzarli, quelli che erano i percorsi istituzionali e comunque anche tutto ciò che riguardava i percorsi riabilitativi. Guardi, noi abbiamo delle difficoltà serie, noi abbiamo 64 famiglie, ovviamente ognuna di loro ha un figlio, addirittura anche due in alcuni casi, diciamo così, affetti da questo disturbo e purtroppo sono ospiti in centri fuori dalla nostra regione, per i quali la regione paga delle rette altissime. E abbiamo il paradosso che non possiamo assolutamente realizzare i centri qua che effettivamente ce ne sarebbe bisogno. Ora, guardi, io scopro, sono continuamente in dibattiti anche televisivi, ma anche per quanto riguarda l'autismo, su delle campagne importanti anche sulla ricerca, diciamo così, prematura dell'autismo. E quello che scopro è che il disturbo dello spettro autistico andrebbe effettivamente inserito in un percorso, diciamo così, di seguito. E purtroppo questo nella nostra regione ancora non è possibile. Ci stiamo muovendo verso una forma di risoluzione a questa problematica e spero che ci riusciremo da qui a poco. Perché fin quando si continuerà ad avere la visione romantica, lasciatemi passare questo concetto del ragazzo autistico che sta buono buono lì in un posto,
ci sbagliamo completamente, perché il disturbo purtroppo colpisce pervasivamente la comunicazione. E se noi adesso andiamo a togliere anche la comunicazione, guardi, in questo periodo della pandemia, no? Abbiamo alcuni ragazzi ospiti in strutture fuori dalla nostra regione che purtroppo il non vedere i genitori, diciamo così, a cadenza periodica, influisce negativamente sui percorsi riabilitativi che questi ragazzi svolgono in quelle strutture. E ovviamente certo. ancora di più Sì. abbiamo un problema in più. Insomma, Io vorrei al sì. Mazzei dire, ma la famiglia che ha questa, diciamo, grossa problematica, cioè che cosa patisce con la situazione attuale, cioè con questa mancanza di risposta del pubblico, che sostanzialmente e praticamente cosa patisce? Guardi, allora, nel primo principio, diciamo così, sui percorsi riabilitativi per l'autismo, la prima figura è proprio la famiglia. Guardi, se noi per poter ottenere una diagnosi, no? Una diagnosi anche precoce sull'autismo, dobbiamo andare, diciamo così, a Pisa, dove c'è il centro per l'eccellenza del centro per l'autismo. Si immagini che il ragazzo che si sospetta essere affetto da autismo viene ospitato lì per 12-14 giorni insieme alla famiglia, i quali dovranno ovviamente apprendere quelli che sono gli approcci su questo disturbo. E quindi è ovvio che la famiglia è la parte più sofferente in questi casi. Va considerato pure che purtroppo noi abbiamo fatto la manifestazione, c'era anche mia figlia, indossava i cartelli, non siamo figli di un Dio minore, era provocatorio, certo. A che cosa serviva? Serviva a capire che purtroppo chi può concedersi le cure private verso, diciamo, piccole associazioni che operano in questo caso, perché il metodo riconosciuto dall'Istituto Superiore di Sanità è il metodo ABBA. Purtroppo praticarlo significa sostenere dei costi importanti che non tutte le famiglie possono ovviamente sostenere. E da qui la necessità dell'intervento del servizio pubblico, anche attraverso l'apertura di centri privati con il personale formato, perché guardi, io incontro in tutti i centri d'Italia, se vado al Serafico, se vado a Pisa, a Livorno 11, dove vado, incontro solo operatori, o quasi sempre solo operatori, che partono dalla nostra Calabria, che sono, addirittura ce ne sono tantissimi proprio di Cosenza. Certo, poi La invece... famiglia, Ecco. purtroppo siamo costretti a una migrazione sanitaria che colpisce un po' tantissime patologie. Ovviamente io mi batto per le difese un po' quasi sempre di chi ne ha più bisogno, però va considerato che quando siamo al paradosso, insomma, bisogna intervenire. Non è che possiamo per forza sempre andare dal giudice, come è capitato proprio a Cosenza, per farci riconoscere i diritti alla salute. Insomma, non possiamo sempre fare così. Certo, infatti sta diventando Ma quasi una regola quello di rivolgersi al ma giudice. la giustizia non è il Beh, è Ministero della chiaro. Salute, per cui ecco, bisogna che il Troppo. Ministero funzioni. Ma praticamente la Regione Calabria comunque, noi abbiamo la provincia più estesa che c'è in Italia, che è la provincia di Cosenza, che mi sembra di capire è assolutamente carente dal punto di vista del pubblico per quanto riguarda questa problematica, ma praticamente la Regione Calabria comunque spende soldi anche per coloro che sono dalla provincia di Cosenza o di altre province per farli per il percorso riabilitativo presso altre strutture, oppure è gratis? Per la Regione No, Calabria spende soldi o no? Questo poi perché vediamo che cosa... Come al solito si va cioè, per risparmiare il pubblico, e si spende di più, secondo me. Sì, infatti ha capito bene la dottoressa. Allora, guardi, la cosa più assurda è proprio questa. Accreditare l'unica struttura accreditata, o una delle due veramente accreditate in Calabria per il metodo ABBA, è il Lucrezia a Catanzaro. Si immagini che anche quando piove, nevica, problematiche, caldo, freddo, bisogna portare i ragazzi da qui fino a lì, e non ci sono i posti, perché lì hanno, se non sbaglio, un modulo da 20 posti per l'accreditamento. Ora, dov'è veramente il problema? Non è che andando a spendere tanti soldi significa avere delle cure adeguate, oppure non è sempre così, perché i percorsi riabilitativi
per l'autismo non sono solo quelli che effettivamente sono concentrati su alcuni metodi ormai riconosciuti come l'ABA, ma ci sono dei percorsi riabilitativi che effettivamente snelliscono anche quelli che sono, diciamo così, il raggruppamento tra ragazzi, perché prendere solo 10-12 ragazzini o magari anche in fascia di età più adulta non significa risolvere il problema perché seguono quel percorso riabilitativo. È un po', diciamo, l'insieme di tutto. L'inserimento nel sociale, l'orto, diciamo così, orto nostro, cioè nel nostro progetto, la consegna della spesa, ecco, questi sono tutti nel nostro progetto del Centro per l'Autismo, la consegna della spesa alle persone, diciamo così, meno abili o magari alle persone più anziane, la pet therapy, cioè ci sono tantissime evoluzioni in questo sistema che ovviamente non è che sono solo gestiti dai prezzi o dai costi. Beh, certamente le maestranze, le professionalità sono quelli che generano effettivamente la riabilitazione, perché di autismo non si guarisce. Si può però migliorare tantissimo se presa come diagnosi precoce ed è questo quello che manca. Guardi che questa è la cosa fondamentale, siccome è un disturbo pervasivo del neurosviluppo che si manifesta nei primi 3 anni di età, la diagnosi precoce che effettivamente prima che le famiglie si accorgano che il proprio figliolo o potrebbe essere, diciamo così, affetto da autismo, e beh, il tempo passa. Non dobbiamo andare per forza a Pisa o a Livorno per capire e poi lì trovare addirittura dei professionisti che vengono da Cosenza. Cioè non dobbiamo per forza fare questo. Io le sto parlando a livello iniziale, cioè nel punto in cui si capisce la diagnosi. E quello è il momento in cui bisogna intervenire. Ecco perché è fondamentale la famiglia. La famiglia è la prima a soffrire in un contesto del genere, perché ci sono genitori ormai andati anche addirittura avanti con l'età, che hanno oltre 68-70 anni, che sono nel nostro comitato e che hanno i figli ospiti in strutture a 700, a 500, a 300 chilometri e che in questo periodo non vedono i figli da più di un anno. Questo influisce negativamente sul percorso perché non si spiegano quella parte di anaffettività non vedendo più i genitori. E beh, chiaro, una sofferenza sia per i ragazzi affetti da da autismo, ma per le famiglie, perché insomma, per le famiglie soprattutto, stare lontani dai propri figli, no? Soprattutto. Ma anche ritengo questa, come altri disturbi, altre patologie, è il dopo di loro, cioè è il dopo genitori, che fanno? Tant'è che venne promossa una legge, che è il dopo di noi, in questo caso per agganciarmi, che purtroppo nei nostri comuni è completamente sconosciuta, perché i Pfizer, per esempio, che prevedevano questo 2016-2020, adesso 2021-2027, mi auguro che riusciamo con le nostre manifestazioni a sensibilizzare la parte politica. Ci stiamo provando, abbiamo trovato ristoro in alcuni, diciamo così, esponenti importanti, nel prefetto, nel nuovo commissario, nell'assessore Gallo, si stanno muovendo tantissimo, adesso ci ascoltano, ci seguono, perché dobbiamo ricordare a tutti che la disabilità in generale, l'autismo, ma come tutte le disabilità, non hanno colori politici, non hanno bandiere, non hanno stagioni. Certo, io la interrompo perché abbiamo una telefonata, vediamo chi interviene. Pronto? Buonasera, scusate, sto chiamando da Cetraro. Sì. Volevo sapere, per il fatto per l'affitto casa, se ci sono problemi a Cetraro, l'hanno mandato o non l'hanno mandato. Allora, velocemente. E poi un'altra cosa che vi chiedo, scusami. Prego. Un amico mio c'ha 6.000 euro alla banca, lo può fare la cittadinanza? Il reddito di cittadinanza. Allora, rispondiamo velocemente. Rispondiamo velocemente. Se si ferma a 6.000 euro, che è il valore mobiliare e quindi il limite è 6.000 euro e non ha nient'altro, sì, però siamo proprio al limite. Scusate, avvocato, non vi sento bene. Allora facciamo così, può riagganciare e ascoltare la risposta attraverso il televisore, così... Sì, televisione. E poi magari voglio sapere proprio per l'affitto casa. Per il fitto rispondiamo a tutti e due i quesiti che lei ci ha posto. Grazie, buona serata. Grazie a lei, quindi ascolti attraverso il televisore. Allora iniziamo
Prego. Sì. Allora, per il reddito di cittadinanza... Interrompiamo un argomento molto Sì. pesante, ecco, così vediamo un attimo. E per quanto riguarda il contributo Fitto Casa, sappiamo che qui in Calabria stiamo viaggiando con 2 anni di ritardo. Quindi qui in Calabria, con l'erogazione del contributo Fitto Casa, voglio ricordare al telespettatore che per sapere lo stato della sua pratica deve andare all'ufficio relazioni con il pubblico della città di residenza e richiedere a che punto è la sua pratica. Questo per quale motivo? Non ci dimentichiamo che ogni comune entro maggio di ogni anno deve trasmettere alla Regione Calabria l'elenco dei propri cittadini che sono utilmente posti in lista per avere il contributo Fitto Casa. Questo è un adempimento di carattere amministrativo che, se si salta, praticamente non viene erogato per l'anno di competenza. Quindi sono 2 anni di ritardo, sta viaggiando la Regione Calabria con l'erogazione del contributo Fitto Casa. Ogni cittadino presso il comune di residenza può richiedere praticamente di conoscere lo stato della propria pratica. Però al momento soldi non ne sono arrivati. Quindi statevi tranquillo, soldi non ne sono arrivati né a Cetraro né tantomeno in altri parte. comuni. Per quanto riguarda invece il requisito economico e non soltanto però quello che ha detto il telespettatore, di avere su un conto corrente bancario o presso un libretto, quindi avere 6.000 euro depositati, siamo al limite di reddito, che ricordiamo è 6.000 euro di valori immobiliari, per accedere al reddito di cittadinanza, per cui se abbiamo questo parametro, 6.000 euro non di più, può utilmente fare la domanda tramite l'INPS, il comune di residenza, ma più agevolmente presso un patronato o un CAF. Per cui perfetto. se questo lo può fare. Se invece c'è altro, insomma, se aumenta se chiaramente... aumenta naturalmente perché poi... non vanno a vedere soltanto quanto è depositato sui conti correnti la proprietà di bancari. macchine, automobili, eccetera, eccetera. Il dato del valore immobiliare è 6.000 euro, il limite, per cui se ci fermiamo a 6.000 euro accedete, oltre no. Certo. Intanto torniamo con Domenico Mazzei, poi chiaramente questo è uno spazio in cui tutti i cittadini intervengono perché i problemi quotidiani sono tantissimi, però insomma a noi fa veramente piacere parlare anche di questo problema dell'autismo, delle patologie che non vengono calcolate, anche se ci diceva Mazzei che qualcosa si sta muovendo, no? Insomma un po' di ascolto. Guardi, addirittura sì. Le do una notizia che non vorrei spaventare però nessuno. Io partecipo anche a dei convegni anche internazionali e sa che ci sono stati alcuni luminari dell'autismo che spiegano che fra 50 anni ci sarà una mutazione genetica verso l'autismo. Cioè, questo non è che significa che diventeremo tutti autisti, però ovviamente ci sono insomma dei segnali importanti per cui bisogna effettivamente, diciamo così, impegnarsi a dare delle risposte valide, soprattutto in termini di diagnosi, come dicevo prima, perché la ricerca è il punto essenziale. Noi di concerto con, come le dicevo prima, di concerto con alcune istituzioni importanti sul territorio, probabilmente riusciremo a realizzare il primo poliambulatorio della Calabria per l'autismo, magari sorgerà a Cosenza, ce lo auguriamo, stiamo lavorando in questa direzione insieme al prefetto, insieme al nuovo commissario e a alcuni esponenti dell'assessorato alla regione. Mi auguro che questo possa essere, diciamo così, realizzato e magari sarete i primi ad essere informati e seguirete insomma insieme a noi. Ecco, quello che voglio chiedere, voi l'altra volta avete anche partecipato alla nostra manifestazione, avete fatto anche diciamo così, è passato su ITG. Ecco, non spegniamo le telecamere su questa problematica, lo lancio come segnale. Ovviamente quello che devono fare non sono sempre i giornalisti, però è importante il vostro ausilio, accendere i riflettori su di noi quando andiamo
per così diciamo chiedere i diritti alla salute, a me piace sempre camminare con un faro che illumina le mie spalle, in maniera tale di dare, diciamo così, più visibilità a chi viene dietro di me, E perché noi io ce la siamo faccio anche a sempre, ci camminare da siamo solo. sempre. E questo appello lo rivolgo sempre un po' a tutte le reti televisive a cui partecipo. Ma E noi sono sicuro siamo... che voi siete sempre molto sensibili, è vero. Ci va siamo riconosciuto. sempre e intanto lei ci ha dato questa, possiamo dirla, buona notizia perché Speriamo. qualcosa insomma si Sì, sta speriamo. muovendo. È più di una buona notizia. Perfetto. Partiranno i primi incontri, è stata indetta proprio una conferenza dei servizi, ci aspettiamo nei prossimi giorni il successivo epilogo. Proprio ieri abbiamo, diciamo così, definito le linee guida e attenzione che non dico i nomi, ma parteciperà uno dei più importanti istituti a livello nazionale, sposterà le proprie, diciamo, competenze, le proprie maestranze proprio su di noi, su Cosenza. Ne parleremo sicuramente ancora. Io intanto la ringrazio perché devo dare la linea Grazie alla a lei. regia. Siamo sempre qui, siamo sempre accanto a voi. Su questo non deve dubitarne. Grazie, ne abbiamo bisogno. La ringrazio. Buona giornata, buongiorno avvocato. Arrivederci, arrivederci. Ci vediamo tra poco, rimanete con noi. Ed eccoci di nuovo in studio. Allora abbiamo parlato insomma di questo problema insomma dell'autismo, abbiamo acceso ai riflettori come nostra consuetudine. Avvocato, noi siamo sempre accanto, no, alle persone che lottano per vedere riconosciuti questi diritti, e noi lo ricordiamo, sono diritti e non sono favori. Questo è sempre meglio sottolinearlo in qualsiasi caso, quindi nella sanità, in qualsiasi altro campo. Quando c'è un diritto sancito, no, anche da una legge, non bisogna farlo passare mai per un favore. Noi siamo sempre accanto, no, alle persone che lottano e soffrono, perché purtroppo ci sono delle patologie che coinvolgono l'intero nucleo familiare. Abbiamo un'altra telefonata intanto. Pronto? 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 Salve, da dove ci chiama? Sono Gianfranco Cristiano da Cosenza. Da Cosenza? Salve, saluto l'avvocato. Voi. Prego, io la sento un po' male, non so se l'avvocato riesce a sentire meglio. E avvicinatevi alla cornetta o al microfono, ecco. Allora, io ho capito che da Cosenza... Mi sentite adesso? Mi sentite? Benissimo, benissimo. Perfetto, benissimo. Allora, Mi sentite? Certo, certo. Ecco, niente, saluto all'avvocato e alla signora. Grazie. Io ho aperto adesso la TV, in questo momento sono rientrato e ho visto a Mimmo che ha detto quelle bellissime parole, ci conosciamo. Niente, io vorrei aggiungere, sempre parlando dei ragazzi, delle persone speciali, io li chiamo speciali, disabili, li chiamo speciali, e perché non si parla pure, io sto facendo battaglie, ho l'associazione da 12 anni, quindi le battaglie le facciamo, però purtroppo siamo in questo mondo bistrattato, questo mondo che, vabbè, lasciamo stare. Si dovrebbe parlare anche dell'assistenza, sempre per ragazzi, sempre speciale parlo, assistenza scolastica e familiare, perché purtroppo vedo che c'è mancanza di tutto, specialmente per le famiglie e per la scuola. Ecco, questo volevo portare un pochino a conoscenza. Ha fatto benissimo, perché noi accendiamo, no, questi riflettori, queste luci, no? Prima Mimmo Mazzei parlava di questa luce che porta dietro la schiena, però bisogna davvero accendere i riflettori su questi... Bisogna parlarne molto, perché bisogna educare le istituzioni e soprattutto educare i cittadini, perché se manca la solidarietà, e in questi anni bui e soprattutto con questa crisi della pandemia, sta mancando un po' di solidarietà sociale, nel senso che ognuno si chiude e quindi non guarda l'altro. Purtroppo il problema è proprio questo, nel senso che i protocolli... Purtroppo è da sempre che manca questo. Ma adesso si è inasprito. Ho capito che associazione avete, ecco, complimenti, Sì. complimenti, perché mi sembra che ho anche prestato per voi qualche volta
anche... Possiamo dirlo anche il nome dell'associazione? Sì, possiamo dire anche l'associazione, assolutamente perché possiamo dire il nome dell'associazione, a noi fa piacere. Non l'ho detto, è il Movimento Difesa Disabili. Ecco, sì, non avevo capito, chiedo scusa, avevo un po' di problemi sull'audio perché ho avuto prima. modo di collaborare e so lo Sì, sforzo che fanno di formazione e di cercare di portare l'ausilio anche nelle scuole, perché giustamente le persone fragili vanno aiutate quotidianamente. La cura non è soltanto quella medica, la cura per queste persone fragili è nel reinserimento, nell'aiuto, nel sostegno che si ha. Quindi, ripeto, educazione alla solidarietà. Sì, e anche per le famiglie, e anche specialmente per le famiglie, Certo. perché purtroppo non è che si capisce molto che significa stare 24 ore su 24 con persone speciali in casa e una mamma e un papà, voglio dire. Poi c'è l'altro discorso che ha fatto già Mimmo, il dopo di noi, chiaramente, che fine faranno poi questi figli una volta. Certo, insomma, bisogna battersi affinché vengano poi attuate queste leggi, perché è una legge valida, perché insomma si è pensato a quello che accadrà a questi ragazzi quando i genitori, insomma, che sono quelli che si prendono cura di questi... Queste sono le classiche leggi, e scusate non faccio più polemica, però un punto importante, sono le classiche leggi che se attuate porterebbero beneficio soltanto alle persone, alle famiglie che hanno il problema. All'altra fascia della popolazione non porta nessun beneficio. Ecco perché non c'è la solidarietà. Perché se facessero una legge, diamo 1.000 euro a tutti gli italiani, no? Tutti sarebbero solidali, sì, che bello. Mentre invece queste norme porterebbero sollievo, miglioramento, diritto. Quindi, ecco, ma ci sono, soltanto ad alcune fasce di popolazione. Ci sono le leggi, ma non le applicano, per questo motivo. Politica, quindi manca questa... Noi portiamo sempre avanti sempre il clientelismo, sempre amici per gli amici. Perfetto. Questo è il problema. Per questo noi diciamo sempre... Non ce nascondiamo perché... Battersi sempre per i diritti, e noi, ripeto, noi siamo accanto sempre alle persone che lottano proprio per questi diritti. Perché... Sì, approfondite queste cose, approfondite. Certo, io sono disponibile a tutto. Sono disponibile a tutto. Allora, se ci lascia... intanto in bocca al lupo. Sì, se ci lascia anche un recapito telefonico, e magari prossima settimana faremo anche un collegamento con lei, approfondiremo anche questo aspetto. Glielo sto dicendo in diretta, quindi se lei accetta noi siamo sempre disponibili. Bisogna sempre accendere fari, riflettori e luci su queste situazioni. I bambini che hanno difficoltà, il reinserimento a scuola. Subito, io anche adesso vorrei. Perfetto. Io sono libero pure adesso. Perfetto. Adesso non è possibile. Prossima settimana le daremo più spazio e parleremo di più. Va bene? Si può lasciare gentilmente al nostro Enzo in regia il suo recapito, poi la ricontatterò subito. Grazie a lei. Grazie. Saluti. Grazie a lei. E io penso anche alle famiglie che hanno dei malati di Alzheimer all'interno, cioè, ci sono tante situazioni che rimangono in silenzio, rimangono chiuse proprio tra le mura domestiche. Ma chiuse perché è un problema che riguarda solo quelle famiglie. Il problema è di chi ce l'ha, ognuno si guardi i fatti suoi. Ecco perché la solidarietà sociale è molto pericolosa, perché ricordiamo il problema che abbiamo a inizio trasmissione di quelle, torno a ripetere, le striscette per i diabetici è frutto proprio di ciò, perché quando un problema riguarda solo una fascia di popolazione, praticamente non c'è, ripeto, solidarietà, come se tutti i cittadini non fossero uguali e dovessero godere degli stessi diritti. E, ripeto, il popolo italiano è molto tollerante nei confronti anche di discriminazioni e, diciamo, disattenzioni da parte delle istituzioni. Ecco, altri popoli avrebbero ben altre forme di protesta. Perfetto, intanto salutiamo Mariella
risalutiamo ecco, Mariella Ippolito e Cristian Scalmazzi, perché abbiamo già una domanda anche per Mariella Ippolito. Mancano 4 anni di contributi a mia moglie, ci scrive un nostro telespettatore, per raggiungere 20 anni per avere la pensione per contributi. Le chiedo, può versarla in maniera volontaria e sapere i costi? Allora, diciamo che non ha, no, dovrebbe semplicemente raggiungere il requisito di età, ma non ha i 20 anni di contributi, quindi ne ha 16. 16, mancano 4 anni. Ne Sì. 4. Sì, può versarli in maniera autonoma? Allora, bisognerebbe innanzitutto fare un estratto contributivo per vedere, lui ha già fatto autonomamente il calcolo oppure si è già recato presso un questo è un patronato? messaggio su WhatsApp che ci è arrivato, io l'ho letto così come ci è arrivato, quindi magari se il nostro telespettatore vuole intervenire in diretta così può dare anche maggiori dettagli. Perché sì. Bisognerebbe valutare bene la situazione. Innanzitutto se ha fatto un conteggio lui in autonomia oppure se ha fatto una richiesta di estratto contributivo presso un patronato e gli hanno praticamente detto che ha 16 anni. In quel caso bisogna vedere in quali anni ricadono questi contributi, quindi ci sono varie opzioni che si potrebbero valutare in questo caso, quindi non c'è una risposta ben specifica a questa domanda, bisognerebbe valutare il caso specifico del cliente. Ecco, perfetto, quindi invitiamo il nostro telespettatore che ci ha scritto questo messaggio, se vuole può intervenire. Ecco, abbiamo una telefonata, pronto? 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 Salve, da dove ci chiama? Buonasera, io sono quello di giovedì scorso, quello del pungidito delle strisce. Sì, le striscette, da Vibo ci Sono chiama. da Vibo Marina, Sì. io mi chiamo Stanganello Giuseppe. Sì, E abbiamo... ho sentito l'avvocato Sì. per quanto riguarda il pungidito che bisogna dare 3 volte, una volta ogni Esatto. 3 mesi. Esatto. Ma è normale questo? No, Assolutamente no. Non l'ho capito. No. Ma noi pensionati non c'è nessuno che ci segue, Beh, veramente avete i vostri sindacati, No, per dirla tutta, veramente voi avete i vostri ci sindacati. sono i sindacati dei pensionati, però chiaramente per dirla tutta, nel diciamo, caso delle striscette... sì, ma i sindacati. Allora la Regione Calabria deve fare questo sulla pensione, le detrazioni che ognuno paga, non le paga e poi ognuno accanto ai medicini, accanto a questo, a quello, accanto a quello. Siamo abbandonati di tutti. E noi chiaramente... Noi diamo voce, ma avete voce, ragione, avete ragione. No, quindi bisogna non è fare che... una guerra, una guerra non quando ammazziamo tra di noi, una guerra che ci facciamo sentire nei piazzali, come negli anni 80, 70. Io ero metalmeccanico io. E ogni mese scendevamo sempre in piazza di fare i scioperi. Oggi come oggi, io non le vedo queste persone qua in piazza con i sindacati. Certo, I primi ci hanno rovinato loro. Noi i chiaramente sindacati. per quanto riguarda Per questo motivo, per tutte le, diciamo, della Regione Calabria. Adesso che ci sono le elezioni, il segretario, chiaramente, il presidente regionale, insomma... a chi devo andare a dare il voto? Non vado a votare a nessuna parte. A chi? Che sono una massima di delinquenti, una massima di ladroni. Vabbè, capisco insomma lo sfogo perché insomma la categoria dei pensionati... Scusa, loro hanno mangiato e noi dobbiamo pagare tutto. Altrimenti non riusciamo a capirci. Capisco insomma la rabbia, no? Perché magari uno che ha lavorato una vita... Poi per quanto riguarda che siamo andati a fare la visita del diabete, e ci hanno rinviato un altro anno. Quello, guardate, purtroppo... Dopo 2 anni di passare la visita. Allora, quello è un altro problema, perché quando andate a fare la visita, purtroppo è un annoso problema che lo stiamo sollevando. Non si comprende, e qui non si vuole fare di tutta l'erba un fascio, perché ci sono professionalità serie, eccetera, eccetera. Non si comprende per quale motivo il cittadino, se va a fare una visita... Ma deve andare a pagamento. Ed è proprio questo, se deve andare a fare la visita presso strutture pubbliche, praticamente
volgarmente con la mutua, quindi ci sono i medici, si chiama intramenia, che praticamente, ecco, fare queste visite praticamente ci vogliono un anno e qualcosa per alcune, diciamo, patologie, mentre invece se si va privatamente presso gli studi, in 24 ore uno è soddisfatto del bisogno di salute. Anche questo, diciamo, sono delle problematiche che capisco benissimo che toccano fasce di popolazione come il telespettatore. Datemi una strada voi. Cosa fare strada... per le liste d'attesa? Allora, per le liste d'attesa bisogna rivolgersi presso l'autorità giudiziaria che imponga praticamente all'azienda sanitaria di farvi la visita, perché non è possibile 2 anni una visita diabetologica se voi avete tutti i valori teoricamente squilibrati e voi vi portate, cioè accumulate patologie su patologie, che sappiamo benissimo che il diabete, se non è trattato bene, se non è trattato bene intacca gli organi, per cui questo è assolutamente. Ma questo sono veramente, allora, queste piaghe sociali, ma piaghe sociali perché, ripeto, fin quando uno non è colpito da quel problema, purtroppo in Italia c'è questo disinteresse, ecco, la solidarietà se ne sta andando, è sfumata, e naturalmente poi c'è chi è colpito come il telespettatore e tanti come lui che poi hanno queste legittime reazioni. Allora, per il caso, certo, io Avvocato, siamo rovinati qua in Calabria. Allora, per quanto riguarda le liste d'attesa, insomma, perché non è soltanto il suo caso, perché ci arrivano presso l'autorità giudiziaria con un provvedimento d'urgenza, perché è vero la visita diabetologica, però 2 anni sono veramente, si rischia il pregiudizio per la salute, perlomeno un aggravamento, e non è consentito. L'Italia... Ma lei, io le faccio anche un'altra domanda, lei ha bisogno anche di un piano terapeutico, le è stato rinnovato questo piano terapeutico oppure rientra nella visita, cioè è riuscito almeno a rinnovare il piano? Non abbiamo più il nostro telespettatore. Comunque questo è un problema serio che va assolutamente affrontato, perché non è possibile che persone che hanno delle patologie croniche che necessitano di visite e di controlli per non aggravarsi, certo, perché poi parliamoci chiaramente, avvocato, nel momento in cui si aggravano vanno ad incidere anche vanno in ospedale, 1.000 euro al giorno per il ricovero, quindi questo stiamo parlando di ciò, non bisogna mettere in soffitta la prevenzione prima di tutto. Ecco, quindi nel caso in cui ci siano queste liste di attesa così lunghe, 2 anni sono veramente eccessive. Allora c'è l'autorità giudiziaria, purtroppo bisogna interessare il giudice che deve ordinare di fare la visita. Questa purtroppo è l'unica strada. Per purtroppo così è. Per le striscette capisco la rabbia, è normale che ci sia... negato diritto, ma è negata salute. Certo. Perché uno non se li controlla più, non fa più prevenzione e naturalmente aggrava automaticamente la propria salute. E poi diceva l'avvocato, insomma, che anche attraverso le altre associazioni che ci sono sul territorio verrà presa in carico, insomma, questo problema, perché c'è una delibera, intanto non si può andare contro una delibera. Bisogna agire per farla cambiare, per far cambiare questa delibera, portando le istanze di tanti cittadini che stanno vivendo dei momenti di difficoltà proprio perché viene ad essere negato loro un diritto alla salute, perché parliamo anche di diritto alla salute quando si tratta di fare la misurazione. Io ringrazio il nostro telespettatore. Intanto abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Salve, da dove ci chiama? Sì. Mi sente? La sento, sì, mi dica. Pronto? Vi sento, sì. Parlate. Prego. Eccomi, io praticamente, bene, io ho seguito prima che faceva l'avvocato, innanzitutto mi presento, sono Deltri Giuseppe. Da dove ci chiama? L'avvocato prima diceva di una non partecipazione solidale alle necessità dell'autismo perché le famiglie non sono direttamente interessate. Allora, io a questo punto mi verrebbe da dire che non è
è una svista sociale di grandi, grandi dimensioni, perché c'è la presenza di un qualcosa, tra virgolette, chiamato autismo, che comunque cresce di intensità e numericamente. Bisognerà portare cose perché le persone si interessino, perché non è un fenomeno isolato che si corregge e va via, è un fenomeno che si sta dando a macchia d'olio nella società italiana e mondiale, mi permetto di dire anche. Quindi magari qualcheduno tempo addietro diceva che l'autismo è la genetica per il futuro. Non possiamo dire o pensare da persone con una vista miope corta che noi non siamo interessati direttamente e quindi lasciamo tutto da parte. Con una buona previsione bisogna darsi da fare tutti in questa direzione, perché non è solamente un fenomeno individuale. Sono pienamente d'accordo con lei. Perfetto. E io la ringrazio chiaramente per essere intervenuto qui con noi. È un appello, un messaggio che noi continueremo a lanciare, a fare, perché è importantissimo. Grazie. Comunque ritorno a dire, non so se mi sono presentato sufficientemente. Ci dica. Sì. Io non so se abbiamo ancora la telefonata. Pronto? Sono Veltri Giuseppe, il presidente del Comitato Genitori Cittadella dell'Autismo. Ah, perfetto, bene. Di questo comitato c'è perfetto, che ha fatto il portavoce. Perfetto, grazie davvero mille. per essere intervenuto. Quindi noi ribadisco che noi saremo sempre presenti, ecco, per sottolineare, per evidenziare, no, la strada che bisogna ancora percorrere per arrivare, no, al riconoscimento pieno dei diritti delle persone, dei bambini particolari, speciali, come diceva il nostro telespettatore che ha chiamato prima. Io la ringrazio per questa testimonianza e intanto grazie davvero, volevo far intervenire anche Cristian Scalmazzi. Oggi abbiamo aperto questa finestra sul sociale, è chiaramente molto sentita, perché veramente in tantissime famiglie ci sono delle persone con disabilità anche gravi. Purtroppo il peso continua a rimanere solo ed esclusivamente sulle spalle dei familiari, che hanno aiuti pari allo zero, ecco, possiamo dirlo, perché sono veramente pochissimi gli aiuti. Cambiamo per il momento argomento con il dottor Cristian Scalmazzi. La solita domanda che le faccio ogni settimana, dottore Scalmazzi: abbiamo delle buone notizie, delle novità importanti? Le novità importanti sono che siamo quasi addirittura in arrivo per quanto riguarda il famoso Ristori 5, dove questo Ristori ha cambiato nome, non si chiameranno più Ristori, si chiameranno Sostegno, però diciamo che non cambiano molto rispetto all'impostazione che aveva dato il precedente esecutivo. Siamo in attesa che domani ci sia questo nuovo decreto dove saranno stabiliti questi sostegni a favore delle imprese destinatarie, che saranno solo ed esclusivamente quelle imprese che hanno avuto una contrazione del fatturato tra il 2019 e il 2020 del 33%. A fianco a questa misura dovrebbero arrivare le nuove misure collegate alla proroga del divieto di licenziamento, la proroga della cassa integrazione, e in più dovrebbe arrivare finalmente in via ufficiale la proroga per quanto riguarda la famosa sospensione delle cartelle di pagamento, per quanto riguardava soprattutto il versamento del 1° marzo delle rottamazioni dei saldi e stralci. E poi dovrebbe arrivare questa nuova sanatoria che dovrebbe arrivare fino al 2019. Siamo tutti quanti in attesa, altre misure anche a livello regionale in questo momento non ce ne sono, né si intravede la possibilità di avere misure di sostegno. La cosa più preoccupante è che si inizia a parlare di aumento di contagi, soprattutto di un lockdown generalizzato. E questo in un momento in cui le aziende stavano cercando di
rimettersi in piedi potrebbe essere veramente un momento critico per tutti quanti. Beh, vedremo, insomma, perché è molto preoccupante sia dal punto di vista sanitario l'aumento dei contagi, le varianti che circolano sul nostro territorio, ma anche queste chiusure, perché anche nel nuovo DPCM è previsto anche per le zone rosse la chiusura anche dei parrucchieri, invece fino all'altra volta, per dire, no, una categoria. Poi ci sono alcune categorie che sono chiuse da mesi e non si sa quando potranno riaprire, parliamo delle palestre, delle piscine, cioè non si sa, non vengono proprio menzionati, no, nelle probabili possibili riaperture, è così, dottore Scalmazzi? Certamente sì, si parla soltanto della riapertura di cinema e teatri a partire dal 27, però ecco, qui poi si sovrappongono quelle che sono le normative da parte dell'esecutivo centrale con i decreti regionali. Spirlì proprio oggi ha annunciato sui giornali che domani emetterà un decreto per la chiusura di tutte le scuole e si sta parlando che probabilmente la Calabria ritornerà in zona arancione, con tutte le problematiche sulle gestioni di alcune tipologie di attività nel far parte di una zona arancione rispetto a una zona gialla. Mamma mia, vedremo cosa accadrà insomma nelle prossime ore. Intanto noi ci dobbiamo fermare pochi istanti perché devo dare la linea alla regia. Rimanete con noi. Ed eccoci di nuovo in studio. Allora, stanno arrivando tante domande anche sul nostro numero WhatsApp per l'avvocato, per Mariella Ippolito e Cristian Scalmazzi. Iniziamo da questa. Come mai, avendo reddito zero, siamo in 3, ci risulta 4.000 euro a testa sulla dichiarazione ISEE. Fa reddito anche la carta, ci chiede questo nostro telespettatore, e poi ci chiede, dopo i 18 mesi è stata rifatta la domanda, credo, del reddito di cittadinanza. Quanto bisogna aspettare? Però quello c'è allora, la seconda domanda ci chiarisce praticamente il quesito del primo, perché pur non percependo denaro, sull'ISEE voi trovate anche il reddito del patrimonio immobiliare, per cui se avete una casa, è vero che sull'ISEE c'è un demoltiplicatore, che non vi viene applicato naturalmente il valore della casa, però troverete un riferimento economico relativo al patrimonio immobiliare e quindi però quelle 4.000 euro molto probabilmente, ecco perché è stato chiarificatorio, ecco, aver preso conoscenza della seconda domanda. Se voi avete preso per 18 mesi il reddito di cittadinanza, sappiamo benissimo, no, che avete bloccato per un mese e quando siete andati a fare il nuovo ISEE, quello che avete percepito nel periodo precedente a titolo di reddito di cittadinanza vi viene messo a reddito e ve lo vedete comparire con i demoltiplicatori sul nuovo ISEE, per cui se voi non siete proprietari, il telespettatore non è proprietario di immobili, significa che quello che avete percepito nei 18 mesi precedenti di reddito di cittadinanza ve lo trovate nell'ISEE, ecco, che è quello. Punto. Che è una distorsione della legge, perché voi siete sussidiati e quindi come tutti i sussidi non fanno reddito, per cui è una distonia bella e buona, perché molto probabilmente andrete a percepire un po' meno poi di reddito di cittadinanza. Per il reddito di cittadinanza che avete percepito. Per il reddito di cittadinanza che avete preso prima, quindi prenderete un po' meno di sussidio per essere stati sussidiati precedentemente. È un po' cervellotico, però è insomma, questo, però è questo, sì. Un'altra domanda, forse la dottoressa Ippolito ci può rispondere. Chi sta lavorando con il tirocinio di inclusione sociale può fare la domanda del reddito di cittadinanza? Allora, il tirocinio, naturalmente molte volte i tirocini non vengono pagati
nei tempi in cui vengono eseguiti. Quindi siccome fa comunque, se hanno un regolare rapporto, quindi un'inquadratura INPS e INAIL, e risulta comunque diciamo una retribuzione che viene data, fa comunque reddito questo, quindi vale sempre il fatto che bisogna presentare l'ISEE, bisogna far presente poi quando si compila la domandina del reddito di cittadinanza, se si ha avviato un rapporto di tirocinio, il periodo temporale che copre il periodo di tirocinio e l'ammontare del compenso per ogni singolo mese. Quindi l'importante è che si fa presente questa cosa in modo tale che se diciamo, all'interessato spetta il diritto, viene magari stornata la parte di retribuzione concessa dal tirocinio stesso. Non so se mi sono spiegata. Credo di sì, insomma, spero che il nostro telespettatore abbia anche capito. Sì, non è incompatibile, però praticamente quello che voi percepite a titolo di tirocinio formativo retribuito, praticamente poi fa reddito ai fini della concessione dell'entità del sussidio di reddito di cittadinanza. Quindi può farlo la domanda. Senz'altro lo potete fare. La può fare sicuramente la domanda. Intanto che abbiamo la dottoressa Ippolito, vorrei capire se è cambiato qualcosa anche sull'erogazione della cassa integrazione, perché abbiamo sentito la scorsa settimana che ci sono persone che aspettano anche da 5 mesi, quindi vorremmo capire se ha notizie di erogazioni, ecco, questi soldi sono arrivati. Rispetto alle precedenti domande, quindi a quelle che si sono fatte marzo, aprile, giugno e settembre, le ultime che sono state fatte abbiamo notato che l'erogazione è un tantino più veloce. Addirittura abbiamo notato che sono state pagate le ultime casse integrazione, invece ci sono molti dipendenti che avanzano ancora le casse integrazione relative ai primi mesi, parliamo da marzo a maggio, quindi la prima trimestralità dove siamo stati impattati poi dalla pandemia. Quindi le altre stanno arrivando invece? Esatto. Vabbè, qualcosa insomma si sta muovendo. Non basta chiaramente per persone che vivono enormi difficoltà, però già è qualcosa. Intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? Salve, buon pomeriggio. Salve, da dove ci chiama? Sono quello che ha mandato il WhatsApp, volevo dei chiarimenti alla dottoressa Ippolito. Sì, relativo ai contributi, giusto? Sì. Ok, perfetto. Allora, diciamo che la contribuzione, partiamo dal presupposto che la contribuzione volontaria si può fare tranquillamente. Quello che bisogna capire è questi 16 anni di contributi che la signora ha, in quale periodo ricadono? Prima del 96 o dopo del 96? E in più, qual è stato l'ultimo anno che la signora ha avuto i contributi, diciamo, gli sono stati pagati i contributi. A contributi agricoli che adesso ormai ha lasciato da diversi anni, ha lasciato, quindi ho fatto un estratto per vedere com'era la situazione e ho visto che gli mancano questi 4 anni. L'ultimo anno che la signora ha versato i contributi, quale risulta? L'anno 2020? No, aspetta, adesso non mi ricordo, aspetti, glielo domando in diretta. Qual è l'ultimo anno che hai avuto i contributi agricoli? A quest'ora non sarebbe... A quest'ora 2012. 2012, allora, nel 2012 dovrebbero, in questo caso bisogna richiedere l'autorizzazione per i pagamenti degli ultimi 4 anni, però dovrebbe essere che i contributi, l'ultimo anno dovrebbe essere non superiore ai 3 anni precedenti negli ultimi 5, quindi dovremmo verificare, però il 2012 è molto diciamo lontano. Sì, esattamente. Non credo che ci concedano l'autorizzazione, dovremmo comunque fare una valutazione, ripeto. Però si può tentare. Vabbè, la ringrazio.
Si può tentare comunque, chiaramente vedendo le carte, perché adesso attraverso esatto. non è molto semplice, no? Poi inquadrare anche il problema e dare una risposta secca. Sì, anche perché poi per quanto riguarda la verifica degli anni contributivi ci sono tutte delle situazioni anche che magari due situazioni uguali però possono presentare ognuna delle particolarità, quindi magari poi ci si può appigliare a delle cose magari non all'ultimo anno, quindi si possono poi valutare altre cose vedendo poi tutti gli anni nel quale risultano i contributi versati. Quindi dovremmo comunque vedere e provare a richiedere l'autorizzazione se ci concedono poi la contribuzione volontaria per gli ultimi 4 anni che rimangono alla signora. Quindi il consiglio... Questo sarebbe il presupposto dell'età, quindi se oltre i 20 anni poi, ammesso che concedono l'autorizzazione al versamento degli ultimi 4 anni di contributi volontari, rimarrebbe sempre però il requisito dell'età che deve essere pari a 67 anni, questo è anche importante. Certo, quindi il consiglio al nostro telespettatore è portare proprio le carte, no? Ad un consulente, così almeno si valuta in base a quello che c'è scritto, no? A quello che effettivamente è accaduto. Avvocato, c'è qualche buona novità, buona notizia per quanto riguarda il bonus acqua? Sì, perché adesso praticamente bonus acqua... Me lo dice dopo? Sì, ve lo telefonata. dico dopo, telefonata. Pronto? Pronto, buonasera. Salve. Da dove chiama? Volevo fare una domanda all'avvocato. Da dove ci chiama? Chiamo da Cosenza. Da Cosenza, perfetto. Allora, volevo chiedere, avendo avuto versate quando ero più ragazza, 15 anni di Marche, andando in pensione mi hanno detto che questi 15 anni vengono annullati e siccome sono ignorante in materia volevo delle spiegazioni dall'avvocato. Io chiudo il telefono e ascolto il televisore che sento Grazie. Grazie signora. Grazie a voi avvocato, grazie a voi. Faccio un brevissimo rimando alla dottoressa Ippolito perché praticamente è la uguale situazione del telespettatore precedente. Quindi, dottoressa. Com'era, 15 anni? Perché il telespettatore di prima aveva 16 anni, l'ultimo versamento 2012. La signora ha 15 anni, però risale a tantissimi anni fa. Per cui, prego, dottoressa. Allora, ripeto, tantissimi anni fa, quando si parla di contribuzione volontaria, si parla di una contribuzione che è concessa al lavoratore per raggiungere il requisito pensionistico. Diciamo che un requisito fondamentale sarebbe che l'ultimo contributo versato si trova comunque versato in anni recenti, non in anni molto addietro. Quindi il problema è sempre l'autorizzazione che dovrebbe concedere l'INPS, che in questi casi, quando si tratta di riscontrare un estratto contributivo dove magari l'ultimo contributo versato risale al 2001, al 2005, al 2010, l'INPS nella maggior parte dei casi non ammette l'autorizzazione, non concede l'autorizzazione. Perfetto, ed è così, purtroppo. è così. Sì. Grazie alla dottoressa Ippolito, sempre precisa e chiara. Insomma, stavo parlando del bonus. Sì, stavamo parlando che per il 2021, per fortuna, bonus acqua, luce e gas per tutti, non so se c'è una telefonata, per tutti coloro che hanno un ISEE non superiore a 8.265 euro verrà riconosciuto automaticamente, quindi tutti coloro che si recano presso CAF o patronato ed effettuano l'ISEE, l'ARERA, che è l'autorità garante per l'energia con sede a Roma, prelevi i dati e in automatico concederà bonus acqua, luce e gas. Quindi non dobbiamo fare domanda? Non bisogna fare domanda a chi si trova con un reddito ISEE di 8.265 euro.
coloro che sono beneficiari di reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza va in automatico semplicemente perché sono in questo modo sussidiati. Voglio ricordare che le famiglie numerose, cioè quelle composte da 5 o più componenti, avranno questo bonus con un ISEE fino a 20.000 euro, quindi i cosiddetti aiuti per le famiglie numerose. Per cui diciamo, questa è una buona notizia perché comunque ci sarà per i soggetti che ho detto uno sconto sulle 3 utenze principali che sono oggetto di consumo, che comunque è sempre un aiuto per le famiglie che ricadono in questi requisiti, e quindi va bene ogni tanto che ci sia qualcosa da parte del governo. Beh, chiaro, poi si sta forse più a casa in questo periodo e i consumi aumentano. E quindi sono aumentati i consumi e purtroppo non c'è stata nessuna diciamo moratoria, niente, le bollette andavano pagate altrimenti le tagliavano, ma stiamo parlando da marzo 2020 a tutt'oggi, quindi pandemia o non pandemia praticamente, tranne il breve periodo di marzo e aprile, praticamente, che cosa subdolamente i gestori, il governo per questi 2 mesi vietò il distacco, non il depotenziamento, e tutti i telespettatori sanno benissimo che quando depotenziano la fornitura di corrente elettrica, cioè praticamente uno sta con una lampadina, per cui questa è stata una cosa veramente becera, nel senso che anche durante il lockdown serio, quello che abbiamo fatto all'inizio della pandemia, anche chi era rimasto senza lavoro, che quindi non c'era REM, non c'erano alcun tipo di ristoro, eccetera, eccetera, se non pagavano le bollette venivano diminuite, quindi praticamente erano veramente al freddo e al gelo. Certo, quindi sono sempre, la notte della Repubblica è fatta anche di queste, mancano sempre stelle per illuminare. Non so se c'è la telefonata, pronto? No, allora voglio fare intervenire Cristian Scalmazzi, perché anche la scorsa settimana, anche in chiusura di trasmissione, abbiamo parlato di questa ripresa, no, dell'edilizia, almeno una buona notizia la diamo. Quindi l'abbiamo accennata la scorsa settimana, però il bonus 110, quindi insomma qualcosa si muove. Dottore Scalmazzi. Certamente sì, si muove, ci sono numerosi cantieri che sono iniziati, altri che stanno iniziando, e in questo momento i nostri associati che hanno imprese edili, sembrerà strano, ma hanno difficoltà a trovare manodopera da indirizzare sui vari cantieri che stanno iniziando le attività. Come mai, dottore Scalmazzi? Infatti, come mai non stanno tutti bene? Cioè, no, che succede? Non so da cosa dipenda, ma quello che adesso stiamo cercando di fare è quello di entrare in contatto con le agenzie per il lavoro per verificare se si può chiedere a somministrazione di personale e quant'altro, perché effettivamente in giro non si trovano più qualifiche professionali collegate alle lavorazioni edili. Quindi è un po' strano, i laureati e i operai. Non si trovano operai adesso. È un po'... Infatti è più facile trovare un economista o un avvocato che non un buon carpentiere. Quindi bisognerà... Perché noi non abbiamo ombrelli sociali, paracaduti sociali non ne abbiamo, quindi le partite IVA e gli autonomi non hanno nessun paracadute, ecco perché siamo sempre sul mercato. In effetti è un po' strano, insomma, non si trovano operai, insomma, ci si lamenta. E c'è la cassa integrazione che sta scoppiando di queste figure, bisogna riflettere su queste statistiche. Infatti. Ma solo nel settore dell'edilizio oppure c'è difficoltà a trovare personale anche in altre attività? Io sentivo l'altra volta anche la denuncia, tra virgolette, di un ristoratore che diceva non trova nessuno. I camerieri non ne trovano più, lavapiatti non se ne trovano più, come mai? Ma anche queste notizie, dottore Scalmazzi? Certamente sì, allora c'è una problematica di fondo. Il ristoratore che ha bisogno di un cameriere part-time
retribuito a quella che è una tariffa sindacale, l'importo della retribuzione netta che viene assicurato per 4 ore di lavoro è sicuramente pari o inferiore al reddito di cittadinanza. Se il soggetto percepisce il reddito di cittadinanza, non ha esigenza di accettare una proposta di lavoro che gli garantisce un reddito inferiore rispetto a quello che rimanere a casa. Questa è una distorsione che purtroppo si è venuta a creare con il reddito di cittadinanza e che sta creando di queste problematiche, soprattutto per quanto riguarda attività che hanno il carattere del part-time. Ma non era questa la ratio del reddito di cittadinanza, mi pare? Era professionalizzare in qualche modo, no? Quindi cioè, non è una misura assistenziale, certo, giusto, se non ricordo male. Perciò non è un sussidio. Non è un sussidio il reddito di cittadinanza, assolutamente. Tanto è vero che il reddito di cittadinanza, da un punto di vista legislativo, è inquadrato come una misura per quanto riguarda l'inserimento e la riqualificazione lavorativa. Quindi è una vera e propria politica attiva per il lavoro, come sono garanzie a giovani e come sono altre misure indirizzate alla riqualificazione e all'inserimento lavorativo. Però in realtà accade proprio l'esatto contrario, cioè perché se ci sono queste imprese che finalmente stanno ripartendo, no, dopo i mesi bui, ma non si trova personale. Questa purtroppo è la realtà. Guardi, allora io qui dico una cosa dove in qualità di rappresentante sindacale di imprenditori non dovrei dire, però mettetevi nei panni di un dipendente che deve svegliarsi la mattina per andare a fare 4 ore di lavoro, deve fare benzina alla macchina per percepire 500 euro, va bene? Se andiamo a togliere a questi 500 euro anche i costi della mobilità per recarsi al lavoro, sicuramente conviene a quel dipendente rimanere a casa. Insomma, questa comunque è la realtà, cioè si è trasformata comunque in una misura assistenziale. Questo, insomma, da politica attiva del lavoro a misura assistenziale, mi pare di capire, giusto, Avvocato? Non è una pensione, appunto, non è una pensione il reddito. Sì, ci sono queste distorsioni che bisognerebbe, diciamo, perché prima della pandemia c'era molto lavoro part-time che comunque era professionalizzante, quindi il lavoro part-time esiste ed esiste il full-time, però sono 2 tipi di contrattazione. Però sappiamo benissimo che c'è anche il part-time a tempo indeterminato, per cui uno sa che fa quelle ore, poche ore al giorno, però a tempo indeterminato. Purtroppo era anche professionalizzante, adesso ci sono queste distorsioni, diciamo, sulle dinamiche lavorative che provocano quello che ha detto il dottore Scalmazzi. E ci dobbiamo fermare anche per questa settimana. Io ringrazio Mariella Ippolito e Cristian Scalmazzi, chiaramente grazie Mariella Ippolito. Grazie a voi. E grazie al dottore Scalmazzi, ci rivedremo la prossima settimana. Grazie dottor Scalmazzi, grazie al nostro avvocato Pierpaolo Rodighiero, ci vedremo prossima settimana come sempre, grazie anche a voi, alla prossima, arrivederci.